Noi siamo stati evacuati il martedì, poche ore prima che rompessero o arrivasse l'ultima piena che era prevista per le 11 di sera. E poi noi siamo tornati 8 giorni dopo che non avevamo luce, gas e tutto, però i ragazzi di Treviso, scusi, ci hanno lasciato un fornellino e ci siamo fatti delle uova. Ecco, tutto qua. La commozione prende il sopravvento quando Carlo Albonetti racconta i giorni dell'alluvione, quando il 60% della sua città, Faenza, viene colpita da acqua e fango, quando 25-30 mila suoi concittadini si trovano con le case allagate e oltre 12.000 persone perdono tutto, compresi i documenti. Giorni impossibili da dimenticare. La sua casa è stata invasa da 2 metri d'acqua, ma in alcune zone il livello ha raggiunto anche gli 8 metri, come l'abitazione del figlio ristrutturata appena l'anno scorso. Ma in questa catastrofe c'è un lato positivo, quello della solidarietà con l'esercito di volontari che ha lavorato sin da subito al fianco dei residenti. Quelli che sono arrivati, volontari, che sono arrivati a migliaia, grazie a loro, si è rimesso in piedi abbastanza velocemente, altrimenti saremmo ancora qua. Chiunque è venuto da 500-600 chilometri di distanza merita un plauso ancora di più perché qualcuno poteva fare, non ha fatto. In aiuto di Albonetti e della sua famiglia anche gli ex commilitoni dal Veneto in 6, con 2 furgoni dal Vicentino e dalla Marca, carichi di gruppi elettrogeni, idropulitrici e aspiratori. Tra loro Rolando Bortoluzzi da Mareno, che ricorda l'arrivo a Faenza e la voce si incrina. La realtà è molto più cruda, la realtà è molto più... Come arrivati ci siamo quasi bloccati perché pensavamo sì, ma non una cosa del genere. Sembravano una distruzione totale, peggio di una guerra. Intorno a loro persone che avevano perso tutto. Ho visto delle persone a cercare tra appunto la melma delle cose affettive, delle foto, le poliva con... Quelle sono cose che ti rimangono dentro. Le persone proprio che hanno perso tutto. Ho trovato tanta dignità di tutte persone normali, persone qualsiasi. E tutti lavoravano, si davano da fare, nessuno si lamentava. Ci siamo rimessi in piedi, ma i danni sono enormi, ci vorrà molto tempo, spiega Albonetti, che racconta poi come la paura sia ormai una compagna di vita, ancora di più ora guardando la situazione del fiume Lamone. Crollando anche i campi di fianco, si sono riempiti i fiumi. Il fiume non esiste più, l'alveo è coperto, non tiene più un litro d'acqua. Non possono tenere questi fiumi. Ora, di qui in avanti, questi qui se non li dragano subito, se non li dragano subito e non rifanno gli argini immediatamente, siamo lì. La prima nuvola che vediamo giù in cielo, cioè, abbiamo i sudori addosso.